Il cane si chiama Chanel, si comporta benissimo, è la sua prima volta sulla neve ed è super entusiasta. Stiamo muovendo in tutti i siti che sono coinvolti nelle attività delle Olimpiadi, che sono gli siti sportivi e tra virgolette non, come alberghi che possono ospitare personalità e atleti vari, quant'altro. Abbiamo cominciato già da diverse settimane con il controllo di tutto il villaggio olimpico prima che arrivassero gli atleti ad occuparlo. Poi i vari siti come il Palazzo del Ghiaccio o la pista di bob o anche su Altofane dove ci sarà lo sci. Siamo abbastanza impegnati durante l'intero arco della giornata per i vari eventi che ci sono durante tutto il periodo e anche per la sicurezza di tutti, ovviamente. Ispettore, quindi voi avete passato il setaccio praticamente tutta Cortina in questi giorni? Sì, esattamente, abbiamo passato al setaccio, si può dire tutta Cortina. È un combinato disposto tra unità cinofile e artificieri, immagino. Siamo insieme all'unità degli artificieri, assiduamente insieme proprio perché lavoriamo in team. Il cane annusa e qualsiasi criticità intervengono gli artificieri. Ma l'operativamente è che a qualsiasi cosa al cane va associato un premio e noi come premio gli diamo il cibo. E quindi il cane è talmente contento di lavorare, uno per il cibo e uno perché sta con noi, e allora continuerebbe a cercare tutta la giornata. Voi rimanete qua fino alla fine dell'evento? Noi restiamo fino alla fine dell'evento, oltre andiamo anche per le Paralimpiadi, e quando si chiuderà tutto l'evento olimpionico andremo a casa pure noi.